dovremmo prima di tutto approvare ciò che abbiamo fatto, se è in sintonia rispetto a quello che era il bilancio di previsione sia 2015 che 2016, ma dobbiamo proiettare il bilancio sul 2017. La cosa più importante è che contemporaneamente andremo ad approvare una variazione del bilancio 2016 dove si prevede di stanziare 12 milioni di euro per il referendum sull'autonomia. Qualcuno dirà, ma quanti soldi per un referendum? Guardate, sono i miglior soldi che possiamo spendere nel nostro bilancio, perché questo ci permetterà di avviare nel 2017 questo referendum in maniera tale che il Veneto possa ritornare ad avere quell'autonomia, quell'indipendenza che permette ai veneti di governare le proprie risorse e guardare al futuro con maggior serenità. Il buon Ivone Cacciavillani, noto costituzionalista, ripete spesso e volentieri che l'autonomia non si chiede ma si attua, nel senso che noi dobbiamo mettere assieme tutta una serie di fattori, e il referendum è una pedina, un tassello molto importante, perché l'autonomia poi possa essere una conseguenza logica. Se il 90% dei veneti andranno a dire sì, vogliamo maggiore autonomia, la trattativa con Roma, il passaggio successivo all'autonomia sarà un passaggio molto più veloce rispetto di andare lì con il cappello in mano a chiedere la carità. Oggi, allo stato attuale, il Veneto, paragonato alle 27 paesi che compongono l'Unione Europea, per PIL, per popolazione e per dimensione, potrebbe trovarsi a metà classifica. Immaginiamo se potessimo gestire anche i 20 miliardi di euro che ogni anno lasciamo alle casse pubbliche rispetto a quello che ci ritorna. Ogni anno abbiamo un deficit di 20 miliardi di euro. Potessimo portarne a casa anche solo la metà, con 10 miliardi di euro ogni anno in più potremmo sistemare le nostre scuole, potremmo dare una mano ai bisognosi, potremmo fare tutte quelle cose che oggi, ad esempio in Trentino Alto Adige, già si fa da tanto tempo.